Iniziate le operazioni di rimozione del Suegno, l'imbarcazione arenata al centro del Golfo di Rapallo dopo la mareggiata. 2 le gru in azione da questa mattina che hanno sollevato lo yacht. Proseguono i rilievi per scattare foto tridimensionali dei ponti sul Rupinaro a Chiavari. Questa mattina chiuso il ponte di Corso Italia, domani tocca quello di via San Pier di Canne. Il Vescovo ha salutato la zona d'ambito pastorale di Carasco lasciando un invito: trasformare le comunità in città sul monte, il cammino di comunione come opportunità di crescita. La solidarietà di ritorno, lo spirito della serata organizzata a Sestri Levante al ristorante La Sciamadda a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio, al centro l'impegno per la sanità. Su 2 o 4 ruote per beneficenza. Domenica a Sestri Levante l'8° raduno di Tigullio Motor Club e Lions Club, obiettivo raccogliere fondi per sostenere una vacanza per ragazzi disabili. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Parliamo in apertura della situazione che sta incuriosendo tante persone sul lungomare di Rapallo, dove questa mattina sono iniziate le operazioni di rimozione del Suegno, il maxi yacht che si trova arenato nel Golfo di Rapallo dalla notte della mareggiata di 4 mesi e mezzo fa e che ostruisce il passaggio ai pontoni che potranno liberare definitivamente la zona più prospicente, la passeggiata, dalle altre imbarcazioni arenate proprio quella notte. Ma per capire cosa sta accadendo e quali sono i tempi di questa delicata operazione ci colleghiamo in diretta col comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, Antonello Piras. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dicevamo un'operazione molto delicata che ha richiesto anche un intervento preparatorio piuttosto lungo. Attualmente come sta andando la rimozione di questo maxi yacht? Le operazioni stanno proseguendo regolarmente, approfittandone anche della finestra meteorologica favorevole. L'acqua perché è stata praticamente divincolata dal fondale e portata in galleggiamento. Sono in corso le operazioni di totale estinzione del materiale che si era riversato all'interno dello scafo, questo per renderla ancora più leggera e quindi più facilmente posizionabile sul pontone galleggiante che nel frattempo è già arrivato nel porto di Rapallo. Benissimo, quindi la fase successiva sarà quale? La fase successiva sarà quella materialmente di posizionamento dell'unità completamente svuotata dai detriti sul pontone per poi essere trasferita nel cantiere di destinazione. C'è stata anche una lunga operazione di preparazione a questo sollevamento. Sì, assolutamente. L'operazione è stata piuttosto complessa perché il relitto era praticamente vincolato al fondale, c'era molto fango presente sul fondale e al di sopra del relitto stesso. Quindi è stato necessario prima di vincolarlo dal fondale, creando anche un passo d'accesso dei mezzi appunto tra virgolette dei mezzi tecnici specializzati per la rimozione del relitto, perché la notte ha modificato lo stato dei fondali, nel senso che aveva diminuito notevolmente il pescaggio nella zona in cui si trovava il relitto stesso e quindi è stato prima necessario anche un'operazione di livellamento proprio per garantire che prima i mezzi arrivassero in prossimità del relitto, poi lo stesso venisse ripulito in maniera tale da poter essere senza che lo stesso si potesse in qualche modo rompere, quindi creando dei pregiudizi per l'ambiente marino. Ecco, nelle immagini che noi stiamo vedendo vediamo le altre imbarcazioni che sono arenate nella parte prospiciente la passeggiata a mare di Rapallo. Successivamente sì, alla rimozione di questo yacht sarà possibile anche accedere alla zona di mare che è più vicina a queste ultime imbarcazioni. Esattamente, queste operazioni che hanno consentito l'arrivo sul posto dei mezzi specializzati saranno utili anche perché una volta rimosso il Suegno si potrà così fare in modo che i mezzi specializzati arrivino fin davanti alla passeggiata e quindi possano procedere alla rimozione delle unità che si trovano appunto riversate in quella posizione. Ecco, comandante, a che punto siamo? Quanti sono i relitti che ancora si trovano nel fondale, nello specchio acqua antistante Rapallo? Allora, in questo momento abbiamo lungo la passeggiata
abbiamo sempre le 10 unità che verranno appunto rimosse successivamente alla rimozione del suegno, mentre invece nella parte diciamo del fondale, quindi comprendendo la parte pubblica e la parte in concessione al porto Carlo Riva, siamo intorno alle 30-32 unità. Dico 30-32 perché lascio uno scarto dovuto al fatto che a volte ci sono dei piccoli natanti che magari sono affondati ma che non si vedono e che possono riemergere nel momento in cui vengono rimosse le unità più grandi che si trovano al di sopra degli stessi. Grazie per questo aggiornamento, allora e buon lavoro. Ci mancherebbe, buona giornata anche a voi. Grazie al comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, Antonello Piras. Noi da Rapallo, ci spostiamo a Chiavari, dove sono proseguite anche oggi le operazioni di rilevazione sui ponti del Rupinaro. In vista del collaudo che sarà realizzato nelle prossime settimane, questa mattina i tecnici dello studio Dondero hanno effettuato la scansione tridimensionale del ponte di Corso Italia. Il traffico, sia veicolare che pedonale, è stato interrotto a tratti proprio per permettere queste operazioni. All'appello manca solo il ponte di via San Pier di Canne. Le rilevazioni con il laser scanner saranno effettuate nella mattinata di domani. Dopo quelle di via Descalzi e Corso Genova, oggi è stata la volta della struttura di Corso Italia ad essere finita sotto l'occhio elettronico della strumentazione che effettua una scansione tridimensionale dell'area circostante nella quale viene collocata. Questo per scattare una sorta di fotografia. Questa è quella in bassa risoluzione del ponte di Corso Genova con un elevatissimo grado di dettaglio che sarà utilizzata in un secondo tempo dagli ingegneri per elaborare i dati in fase di collaudo. Sono operazioni propedeutiche all'ingegnere che poi si occuperà appunto del collaudo. Il rilievo consente di avere tutti i dati dimensionali del ponte e quindi il rilievo poi è svolto con un laser scanner, quindi in modalità 3D, viene realizzata una nuvola di punti colorata tra l'altro, quindi rende evidenti tutti i punti del ponte. E da lì poi viene fatto uno studio per poter realizzare il collaudo. Una strumentazione all'avanguardia, poche sul territorio di questo tipo. Sì, è una strumentazione che conta circa 4-5 unità sul territorio, è molto particolare perché consente di fare rilievi ovviamente anche al buio, perché lui batte dei punti, non ha necessità di luce, e se c'è la luce ovviamente può fare anche rilievi fotografici. Perché è importante fare un'operazione di questo tipo? Un'operazione di questo tipo è importante proprio perché si va a cristallizzare uno stato di fatto del ponte che poi ovviamente l'ingegnere può utilizzare per fare tutti i suoi calcoli statici e verificare eventuali assestamenti o flessione in base al carico. Quanti ponti sono stati studiati in questo modo? Sono 5 ponti, 2 sono già stati realizzati prima, adesso qua abbiamo Corso Genova, Corso Italia, il ponte di San Pier di Canne, una passerella pedonale in via San Rufino e il ponte di via Descalzi, che è il ponte storico. Daniela Mangini ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere comunale di Sestri Levante per ragioni personali. Grata e onorata di aver ricoperto questo ruolo, riconoscendo che le circostanze personali non mi consentono di svolgerlo ancora al meglio e con la dedizione e le energie necessarie, lascio a chi mi succederà questo compito gratificante e impegnativo. Dopo la rinuncia alla carica di Marisa Cafferata per gravosi impegni di lavoro e familiari, subentra a Daniela Mangini Francesco Podestà. Intervento nella notte dei vigili del fuoco di Bolzaneto per l'incendio di una baracca nei pressi della locale stazione. Le fiamme hanno generato un fumo denso nero, distruggendo completamente la struttura. Terminato lo spegnimento, si è verificato tramite termocamera che non vi fossero rimasti focolai nascosti. L'intervento è durato circa un'ora e mezza. Il cammino della visita pastorale nelle comunità della zona d'ambito di Carasco si è concluso a San Colombano di Vignale. Sono contento, ha detto il vescovo, di salutare proprio qui tutti i fedeli delle parrocchie. Per la comunità fontanina la celebrazione è coincisa con la fine dei lavori di ripristino del presbiterio e l'annuncio dei prossimi interventi sul piazzale della chiesa. Con un invito a vivere lo spirito dell'ambito di comunione, il vescovo ha salutato i fedeli delle parrocchie della zona pastorale di Carasco, riuniti nella celebrazione dell'Eucaristia a San Colombano di Vignale. Ciascuno, per la sua parte, è tenuto a rinvigorire il proprio impegno. Essere in comunione
vuol dire stare con Cristo. Allora è bella la visita pastorale, perché al di là di fare delle cose che bisogna pur fare, no? Ma queste cose che si fanno sapendo che è per entrare in comunione con il Signore. Le difficoltà sono comuni a molte diocesi italiane. Le parrocchie non devono sentirsi mortificate, ha spiegato Monsignor Tanasini, ma trarre forza da questa nuova realtà rinvigorendo il cammino comune. È difficile dedicare tempo perché ognuno corre dietro alle proprie cose, è proprio quello che manca, quel tempo che è già poco, in realtà poi con difficoltà lo dedichiamo alla comunità. Le comunità da sole riescono a fare poco, sia a livello economico, anche a livello, diciamo, di organizzare dei momenti, quindi è bello che si possa unire le forze ed è ancora una condivisione più forte, ecco. In questa visita pastorale, ha spiegato Monsignor Tanasini nell'omelia, ho chiesto di rinnovare l'annuncio del Vangelo con la propria vita, alle nostre comunità di essere città poste sul monte. Il percorso del Vescovo è stato un invito ad andare al cuore del proprio impegno personale e comunitario. Questo è il cuore e poi il resto va bene, ma allora in questo cuore, che è poter vedere che il Signore ci ama, e che la Chiesa è il luogo nel quale questa comunione di amore tra la Trinità e la sua Chiesa e noi si fa concreta. E il Vescovo è stato questa concretezza per noi di questo amore che nuovamente ci è stato rinnovato. Si svolgerà anche quest'anno il pellegrinaggio dei Cresimati a Roma, un appuntamento che vedrà assieme i ragazzi che hanno ricevuto la cresima quest'anno provenienti dalle varie parrocchie della diocesi per pronunciare la propria professione di fede in San Pietro e vivere 3 giornate di riflessione e di amicizia. Chi lo desidera può già chiedere informazioni nella propria parrocchia o all'ufficio diocesano pellegrinaggi. L'appuntamento è dal 26 al 28 di agosto. Monsignor Alberto Tanasini incontra il mondo del lavoro. In occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore, oggi il Vescovo celebrerà la Santa Messa aperta a tutti i lavoratori. La celebrazione avrà inizio alle 18:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. La liturgia sarà animata dal coro dei lavoratori della diocesi di Chiavari. Tutti sono invitati a partecipare. Nel novero delle iniziative a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio, quella ospitata nei giorni scorsi al ristorante La Sciamadda di Sestri Levante ha avuto un sapore del tutto particolare. Lo hanno potuto constatare i 120 commensali che con la loro presenza non solo hanno sostenuto l'attività del sodalizio, ma si sono interessati direttamente alla sanità locale. Esiste una solidarietà di ritorno, quella che nasce dall'aver ricevuto tanto da maturare il desiderio di restituire qualcosa. E questo lo spirito che ha animato la cena di solidarietà alla Sciamadda di Sestri Levante a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Ha aiutato mio suocero, ha aiutato nostra mamma, sappiamo che ha aiutato tante persone e grazie a lui siamo venuti a conoscenza di tutto quello che è l'operato del Comitato. E in qualche maniera, visto che noi riceviamo così tanto dal nostro territorio, abbiamo deciso di restituire qualche cosa al territorio e nella fattispecie di cercare di favorire appunto l'operato di questo comitato che è così importante per tutti noi. I fratelli Ballarini insieme al loro staff hanno offerto quanto era nelle loro corde, una cena per 120 persone. Fondamentalmente abbiamo fatto quello che ci riesce bene, almeno così dicono gli altri. E è stato il modo di esprimere la gratitudine verso il comitato e il suo operato. In questo scambio solidale il Comitato non ha voluto essere da meno, chiedendo ai commensali di formulare dei ringraziamenti originali. Tra tutti i partecipanti, e siamo 120 e più, ho raccomandato di fare qualche rima in cui c'entra il nome della Sciamadda e il nome dei ballerini. E qui io ho diverse poesie, diverse rime. Quanto è bello, quanto è buono, Ballarini è un galantuomo. Ci ha ospitato alla Sciamadda per cenare tutti di bada. Il clima gioviale non ha distolto gli organizzatori dall'intento di promuovere l'interesse da parte dell'opinione pubblica ai temi legati alla sanità. Fa capire che bisogna interessarsi di sanità, fa capire che comunque le buone azioni rendono sempre e questa è la dimostrazione, una serata come questa è la dimostrazione, perché alla fine bisogna credere alla buona volontà delle persone. Il fattore morale, cioè le persone che sono qua
per uno scopo comune, rende tutto più piacevole e tutto più facile, anche di fronte magari a quelli che potrebbero essere gli impasse di una normale serata di lavoro. Le interviste realizzate in occasione della serata solidale saranno proposte nella rubrica Si può dare di più, in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Nel corso della stessa trasmissione potremo seguire le interviste che abbiamo realizzato in occasione della presentazione dell'8º raduno di auto e moto d'epoca organizzato da Tigullio Motor Club e dal Lions Club, che si svolgerà domenica prossima sempre a Sestri Levante. Ora vi mostriamo uno stralcio delle interviste che abbiamo realizzato. L'8º raduno benefico di auto e moto d'epoca organizzato dal Tigullio Motor Club in collaborazione con il Lions Club Lavagna Val Fontanabuona, Contea dei Fieschi e Chiavari Host quest'anno si allarga e sbarca a Sestri Levante. Appuntamento domenica 24 marzo alle 9:30 sul lungomare. Obiettivo: raccogliere offerte per contribuire al service distrettuale Lions che mira a portare in vacanza circa 50 persone disabili. Siamo molto contenti che abbiano scelto la nostra città per questa gara di auto d'epoca, che in realtà ha uno scopo molto più grande, che è quello appunto di dare la possibilità a molti ragazzi, perché addirittura una cinquantina, a seconda poi di quanto riusciranno a raccogliere dalla manifestazione, potranno beneficiare di questa giornata indirettamente godendo di un periodo di vacanza. Questa volta i Lions hanno unito tutte le forze. Ci saranno il Lions Club Alta Val di Vara, Val d'Aveto, Graveglia e Sturla, il Lions Club Chiavari Castello, il Santa Croce e il Lions Club Sestri Levante. Tanti club perché? Perché comunque l'unione fa la forza e vogliamo comunque mandare più disabili in vacanza possibile e quindi aiutare il service. Un officer distrettuale che si chiama Piero Aratta accompagna personalmente una cinquantina di ragazzi all'anno in 2 sedi dove fanno attività di vario genere e dove veramente hanno uno stacco dalla quotidianità della struttura. In tutti questi anni i ragazzi sono stati divisi fra una vacanza al mare, Marina di Grosseto, e in montagna, Valse Varanche. Taluni hanno problemi psichici, altri problemi fisici o entrambi, e quindi alcuni possono soggiornare al mare e altri non in montagna e viceversa, per cui viene scelta la sede opportuna alla loro disabilità. Appuntamento alle 9:30, partenza alle 10:30, rientro per le 12, premiazione nel pomeriggio. Le iscrizioni si ricevono al 335 137 8154. La novità è questa, che facciamo una piccola manifestazione a tempo cronometrato. È un po' una questione di abilità. Col traffico che c'è su Sestri, passando da Via Nazionale, passando dal centro di Sestri, da Casarza e il Bracco, è l'abilità di stare nel tempo. Vince le prime 3-4 persone che stanno più vicine al tempo necessario. Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Nostra Signora del Carmine a Nozzarego i funerali di Benedetta Lodi, 44 anni, giovane avvocato civilista, molto conosciuta a Portofino, dove era nata e dove è cresciuta, con il papà Giovanni, la mamma Loretta e la sorella Federica. Residente a Rapallo da qualche tempo, Benedetta ha lottato contro la malattia senza arrendersi. Lavorava in uno studio legale a Sestri Levante e ha continuato a collaborare anche nel periodo della sofferenza. La sua scomparsa ha destato grande cordoglio fra i suoi molti amici e fra gli esponenti del gruppo di Giorgio D'Alia e di Matteo Viacava, che si era presentato alle elezioni nel 2009 e nel 2011. In questa fase Benedetta aveva vissuto anche un'esperienza come consigliera comunale. La salma è stata trasferita ieri all'oratorio della Dolorata a Santa Margherita Ligure, dove la famiglia si era trasferita a seguito della mareggiata. Ha suscitato cordoglio e sconcerto a Rapallo la morte improvvisa di Riccardo Gaiaschi, 56 anni, falegname e restauratore con negozio nel centro storico cittadino. Appassionato di basket di lungo corso, Gaiaschi allenava l'Alcione Rapallo, dove era stato prima giocatore e allenatore nelle giovanili. Nel suo curriculum anche un'esperienza con la Tigullio a Santa Margherita Ligure. Artigiano creativo, guidava Coarge, la cooperativa artigiana di garanzia di Genova,
Genova ed era consigliere del CIV di Rapallo, ma anche Massaro del Sestiere Costaguta, legatissimo alle solennità patronali di luglio di Rapallo e impegnato nell'associazione Vecchio Borgo. Da poco aveva deciso di riaprire un fondo nel centro storico di Genova per creare al suo interno un laboratorio aperto ai giovani. Era un uomo eclettico, appassionato, intelligente e sempre disponibile a dare una mano. La data dei funerali non è stata ancora stabilita. Alla moglie e alla figlia la vicinanza da parte di Telepace. Ora la rassegna stampa, poi le altre notizie. Avvenire titola tasse sulla famiglia, promessa che pesa. La Lega insiste sulla flat tax, ma c'è l'incognita dei costi. Il rilancio delle associazioni, il leader e Siri, cioè il leader della Lega e il sottosegretario Siri, confermano il piano. Nello sblocca cantiere la tentazione di sanatoria edilizia. La decisione del CDA della Scala che rinuncia ai soldi dei sauditi. E poi ancora la fotonotizia che ricorda il 25° anniversario della morte di Don Diana, dal martirio di Don Diana, tanti frutti 25 anni dopo. Il procuratore antimafia Cafiero De Rao dice la sua morte fu l'inizio del cambiamento in Campania. E poi il caso dei migranti sulla Mar Ionio, sulla Mediterranea, 49 migranti, Sea-Watch è scaricabile, salvataggio italiano, arriva l'ALT di Salvini. E sempre dalla prima pagina di Avvenire, ucciso in Siria Orsetti, combatteva il Daesh, attacco a Utrecht, turco fa una strage, giallo sul movente. Ma ritorniamo al tema di apertura della prima pagina, cioè la flat tax per la famiglia. Le associazioni però sono preoccupate, loro parlano più di fattore famiglia e avvisano sarebbe una beffa se salisse l'IVA, cioè per finanziare questo provvedimento. ACLI, MCL e il Forum delle Associazioni Familiari dicono la politica consideri le nostre proposte, stop alle culle vuote. De Paolo presenta a Salvini, Di Maio e Zingaretti un piano assegni per la natalità, Fragnelli del CEI, la famiglia torni davvero al centro. E andiamo adesso sul secolo XIX, l'ONG italiana salva 49 migranti, Salvini ordina a porti chiusi e poi la fotonotizia per l'italiano ucciso in Siria, l'ISIS uccisa in Siria Lorenzo, volontario nella guerra dei curdi, il suo addio, difendo la civiltà. Sempre dalla prima pagina del secolo XIX, Movimento 5 Stelle Lega, l'ultima lite sul condono edilizio, lo vuole il Carroccio, è falso, dicono gli altri. Mentre invece, sempre sulla prima pagina del secolo XIX, morto l'artigiano Gaiaschi, maestro del legno e candidato alle prossime elezioni, e a Santa Margherita Ligure il pino di Portofino è malato, era sopravvissuto alle onde, il simbolo del Levante che resiste. Andiamo nel Levante a Chiavari, mostra del Tiguglio, via lo street food, ci sarà più spazio per i vecchi mestieri, ricucito lo strappo con ristoratori ed esercenti del centro, accordo raggiunto tra società economica e comune, quindi si svolgerà nel centro storico dal 25 al 28 di aprile la mostra del Tiguglio con tanti spazi, naturalmente tutte le strutture della società economica, Piazza San Giovanni, via Ravaschiere, Chiesa dei Filippini e poi naturalmente Piazza Fenice dove ci saranno gli eventi, le manifestazioni di musica, teatro e cabaret. Chiavari gastronomia, valore sul quale puntare. E poi ancora dal Tiguglio, lutto in tutto il Tiguglio che piange Benedetta Lodi, scomparsa a 44 anni, originaria di Portofino, abitava a Rapallo ma era appunto anche consigliera comunale a Portofino qualche anno fa. I funerali oggi alle 16 nella chiesa della frazione di Nozzarego, avvocato civilista, aveva il suo studio a Sesti Levante, i funerali dicevamo alle 16 nella chiesa di Nostra Signora del Carmine a Nozzarego. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione dove oggi per noi c'è Cristina Oneto. Grazie Emanuela, un saluto a tutti i telespettatori. L'aggiornamento arriva dalla Regione Liguria, è stato diramato infatti lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi che entrerà in vigore su tutto il territorio regionale a partire dalla mezzanotte di quest'oggi. Il provvedimento è stato assunto in considerazione al permanere di una condizione meteoclimatica favorevole all'innesco e alla propagazione degli incendi a causa della mancanza di adeguate precipitazioni e al tempo stesso di temperature elevate e di forte vento.
Con il provvedimento è vietato l'abbruciamento dei residui agricoli e forestali, il divieto ad accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli o inceneritori, motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo per l'incendio in tutti i boschi, nei terreni incolti, nei pascoli arborati, nei castagneti, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino in prossimità di aree boschive. Dalla redazione è tutto, linea allo studio. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi. La prossima andrà in onda questa sera al termine della diretta dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, dove seguiremo la Santa Messa in occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.